Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Signore e signori, buonasera. Sta per iniziare Casa Peiretti. Mettetevi comodi. Buon divertimento. A voi Enrico Peiretti. No, vabbè, ma mai nessuno mi aveva presentato bene come te. Ma che bello! Ma grazie, Alice! Ma hai mai fatto questo nella vita? Ma presenti benissimo! Posso assumerti come mia valletta ufficiale proprio di Casa Peiretti? Alice, benvenuta in Casa Peiretti. Senti, andiamo un po' a conoscerti. Cosa fai nella vita? Vado a scuola. Vai a scuola. Quanti anni hai? 9. 9. Visto che è la prima volta che sei qua, ti concedo una cosa molto bella. Devi aiutarmi a convincere i nostri amici a casa a mandarci i messaggi, perché noi siamo dal vivo. Quindi 348 80 40 254 i messaggi per... Cosa possono scrivere su un messaggio? Per richiederci una... Dillo il microfono. Una canzone. Benissimo. Oppure mandarci una loro fotografia, altrimenti fare i saluti ad Alice. Qualcuno. Ad Alice. Sì. Se volete salutare Alice, 348 80 40 254. Siamo pronti? Vuoi fare dei saluti mentre sei qua? Sì. Vai. Saluto mia mamma, mio papà, mia sorella, mio nonno e mia zia. Ah, che bello! Allora Alice, se tu me lo concedi, io inizierei Casa Peiretti. Va bene? Poi torni perché questa sera devi farmi la valletta ufficiale. Va bene, signore e signori, la mia valletta, la valletta di Casa Peiretti, la bellissima Alice. E adesso tocca a noi. Non sarò solo, tra un po' arriverà qua Grazia, ma il primo brano è un brano che ho voluto fortemente che Grazia lo imparasse, perché un brano, tutti mi chiedono in giro dei duetti, no? E vivo per lei, e grazie perché, e tanti altri belli, ti lascerò, ma questo uno non lo fa nessuno. Un'altra cosa, lo conoscono in pochi, ma è bello uguale. La canzone si intitola Non è un addio e fa così. Senti che silenzio resta qui vicino a me. Voglio ascoltare il tuo cuore battere. Devo partire, ma è soltanto per un po'. Giuro che tornerò. La mia vita ha un senso solo se vicino a te. Contro il vuoto immenso io dovrò combattere. Però io ti credo quando dici tornerò. Tornerai. Non è un addio, Ma tu mi mancherai. da solo non ce la farei. Oh, ti aspetterò. Non è un addio, Non mi devi lasciare mai. Ti prego amore mio, dimmi che non è un addio. lei mi siede accanto, ma io vedo ancora te. C'è quel tuo profumo che non vuole andarsene. Sarà lungo il tempo aspettandoti, ma poi tornerò. Tornerai. Non è un addio, Tu mi mancherai. da solo non ce la farei. Oh, ti aspetterò. Non è un addio,
Mi hai regalato un'emozione! Anche tu, non ma lo come hai conosce- fatto? Come hai fatto a impararla in un giorno? Me l'hai imparata in un giorno. Sono di qua, me l'hai imparata in un giorno. No, Bravo. vabbè, non avevo scelta. Tant'è che non l'hai sbagliata tu, l'ho sbagliata io. Sei Bellissima. pericoloso. Bellissima. No, non l'hai Bene. sbagliata. Volevi vedere se ero attenta. Sì. Brava. È andata. Benvenuta in casa Peretti. Grazie, mi siete mancati. 348, anche tu, 348 80 40 254, siamo in diretta. Hai visto che bella la Alice? Molto. E che brava, e che professionalità. Bisognerebbe E che, proprio assumerla, te lo dico. L'assumiamo? Sì, L'assumiamo. assumiamola. Tanto paghi tu, no? Certo. Ok, Paolo, allora fai un contrattino stasera, tutto a posto, perché mi serve la valletta ufficiale di Casa Peretti. Beh, innanzitutto Paolo, buon lavoro. Ragazzi, siete pronti a invaderci di messaggi? Anche perché ne abbiamo bisogno, ogni messaggio è un grande applauso, come dico sempre, una standing ovation. Ma adesso andiamo al mare, perché è estate. Wow. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, voglia dire mare, fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente, per paura di affogare. Shabada, 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 sopra i ponti delle autostrade c'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Un'estate al mare, voglia dire mare, fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente, per paura di affogare. Quest'estate ce ne andremo al mare, con la voglia pazza di dire mare, fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, un'estate al mare, stile balneare, toglimi i bikini, quest'estate ce ne andremo al mare, quest'estate ce ne andremo al mare, quest'estate ce ne andremo al mare, quest'estate ce ne andremo al mare. Cioè, scusami, grazie. No, tu- ma sai che non me la ricordavo, ma- che diceva toglimi i bikini. No. Siamo in fascia protetta. No, ma perché caspita. poi, vabbè, non sto lì a spiegare il significato di questa canzone perché non è tanto la puntata, ma no, ma se voi andate a cercare il significato di questa canzone è incredibile. Però, tu che canti quest'estate ce ne andremo al mare, cioè ogni 8 foto che mandi, 7 foto sono dal lago di Viverone. Hai ragione. Quindi non è Tanto che saluto gli amici del lago Esatto. di Verone, scusate, Ciao amici ma del lago di altrimenti Viverone. non mi parlano più. No, ciao perché- Stefano, ciao a tutto il camping internazionale del Sole, un po' di pubblicità. Ciao Va bene? ciao camping, ciao camping. Viverone. Insomma, 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Adesso un altro brano che ho voluto fortemente io che lo interpretasse, grazie, perché è un pezzo straordinario di Sergio Endrigo.
Io che amo solo te, in una versione che non avete mai sentito. C'è caldo. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Della mia gioventù. Della mia gioventù. Sei semplicemente un talento. Ma sei una cosa incredibile! Questo brano poi fatto così. Grazie. Grazie a Basta, voi. io ti dico solo grazie perché strepitoso. 348 80 40 fai 254. Sono già arrivati tanti messaggi, ma andremo a leggerli nel terzo tempo. Abbiamo ancora il tempo di un brano. Un altro duetto, un altro di quei duetti fatti poco, sfruttati poco, ma bello, tanto quanto il primo che vi abbiamo fatto sentire questa sera. E anche questa è una tua idea, eh? Anche questa è una mia Diciamolo. idea, anzi, facciamo solo una piccola parentesi, facciamo un in bocca al lupo a Fiordaliso, Fiordaliso, sì. perché non sta bene. passando un bel periodo, però dai, Le forza. mandiamo i nostri auguri, dai. Esatto, proprio con questo brano qui, Saprai. Per di più è una vostra richiesta questa.
Tu che sai che cosa c'è di vero immerso dentro la realtà, che senza avere occhi piangi lacrime di pioggia e nebbia, con quel senso immenso di pietà steso su di noi. Tu che sai guidare un lampo e un tuono e un bimbo quando nascerà, che senza mani stringi il mare, spingi il vento contro il tempo, tu che puoi decidere per noi quello che sarai E quello che sarà. e vanno i marinai, la luna prende posto dentro un fragile. Ti voglio bene, ma dimmi che sarà di noi. Cosa ci sarà, chissà. Quando il buio accenderà i suoi mostri sopra noi per l'eternità. Saprai, Guidarmi tra le onde dei miei guai. Saprai, portarmi dove vecchio non sei mai, tra le cose semplici e le notti tiepide dove poi io dormirei. io lo so che la mia vita non è certo stata limpida, che non sono sempre stata giusta. Chiudimi la bocca e gli occhi per le volte che dicevo no, per quei troppi sì. Tu che sai capire bene il male a un bimbo quando crescerà, che senza ali copri un uomo usando il cielo con le stelle, tu che puoi decidere per noi quello che sarai E quello che sarà. e vanno i marinai, la luna prende posto dentro un fragile. Ti voglio bene, Ma dimmi che sarà di noi. cosa ci sarà, chissà. Quando il buio accenderà i suoi mostri sopra noi per l'eternità. Saprai, Guidarmi tra le onde dei miei guai. Saprai, portarmi dove vecchio non sei mai, tra le cose semplici e le notti tiepide dove poi io dormirei. in bocca al lupo, Fiordaliso. Quante emozioni questa sera. Quante emozioni e che belle canzoni qui in Casa Peretti in diretta. Adesso è il momento della pubblicità, però è il momento della pubblicità. Fermi tutti. Però ho bisogno della mia valletta qui, proprio Fermi qui. tutti. Vediamo un po' Alice, anche senza microfono, c'ho il mio. No, ma aspetta che noi qua Voilà. siamo attrezzatissimi. Ok, Alice, ciao, bentornata in Casa Peretti. Insomma, siamo stati bravi in questo primo tempo? Sì, Qual è la canzone che hai preferito di queste prime 4? la seconda. La seconda, quella che non ho cantato io. No, scherzo, no, quella è la terza. No. Quella è la terza! Brava, brava. Adesso dovrebbe partire la pubblicità, quindi essere molto convincente attraverso la telecamera a dire ai miei telespettatori di non cambiare canale. Quindi guarda in camera. Allora, io ti suggerisco, ok? Sei pronta? Ok. Solo 3. Ok. Adesso noi ci fermiamo. Solo 3.
Solo 3 minuti. Arriva la pubblicità. Non cambiate canale. Tassativo. Grandissima. Adesso diamo degli appuntamenti molto importanti perché giovedì Casa Peretti sarà a Cervere, provincia di Cuneo, in occasione del concerto di Gigi D'Alessio. Quindi se non sapete cosa fare giovedì avete 2 buoni motivi. Uno per conoscere l'equipe di Casa Peretti ed Enrico Peretti e il secondo per andare a vedere il gran concerto di Gigi D'Alessio. Quindi staremo a Cervere. Mentre sabato Casa Peretti dal vivo canteremo al Vin Café di Torre Pellice durante la Notte Bianca di Torre Pellice, accompagnati dal Mago Marcus, quindi sarà una serata di musica e magia, ma un appuntamento ulteriore tra un po' di giorni lo andiamo a vedere adesso in onda perché parliamo della grande festa di Villar Perosa. Ok, questo è un riassunto di eventi, regia, che ecco, perfetto. Martedì 1 agosto, 31 luglio ce n'è di tutti. Allora regia, fermane solo uno così non riesco, fermane uno, grazie. 29 luglio ok, fermoli, gara bocce, abbiamo lo street food, abbiamo la serata giovani con la disco dance a 360 gradi e questo è sabato 29. Poi abbiamo il domenica 30, andiamo a vedere cosa c'è, vediamo un po'. Abbiamo visto sabato 29, domenica 30 la nostra la Santa Messa, poi abbiamo le sculture in legno, abbiamo la cena a base di pesce, la paella a base di pesce oppure carne, il gran galà della moda, insomma un'altra domenica da divertirsi a Villar Perosa, domenica 30 luglio, ma gli avvenimenti non finiscono qui perché andiamo verso il primo, andiamo in onda perché abbiamo altri giorni, c'è il lunedì, Paolo, il lunedì abbiamo, vai, vediamo un po', se no andiamo a vederlo dopo, è lunedì, mi sta scrivendo, problemi tecnici sul lunedì, no, Paolo, lunedì, c'era prima... Andiamo avanti con la musica, poi le mettiamo in ordine. Scrivimi qualcosa, no, andiamo avanti con la musica. Arriva Nina Zilli con 50... No, fermiamoci qui. Il martedì 1 agosto la gara bocce. Attenzione però, il martedì serata importante perché ci sono sempre le gare di bocce, c'è sempre la gran grigliata di carne self-service, quindi anche gli agnolotti, gli antipasti, formaggi e dolci. Ci sarà il concerto di Matteo Banksy e ci saranno le telecamere di Rete 7 e Casa Peretti, ma alle 22:15 tutti con il naso all'insù perché c'è un grandissimo spettacolo pirotecnico, quindi tutti insieme a Villar Perosa, ok? Martedì tra l'altro sono anche a Torino, sono rientrata quasi. E quindi vienici a trovare a Villar Perosa. Mi aggrego. Brava, tra un po' andremo a leggere tutti i messaggi che ci avete scritto, ma non fermatevi al 348 80 40 254. Ecco, 28, 29, 30, 31 luglio e 1 agosto. Una grande kermesse di feste, balli, si mangia, tante cose belle a Villar Perosa, ma avremo modo in queste puntate di Casa Peretti di spiegarvelo ancora meglio. Adesso arriva 50.000 lacrime. Lacrime non basteranno perché musica triste sei tu dentro di me. 50.000 pagine gettate al vento perché eterno è il ricordo, il mio volto per te. Non ritornare, non ti voltare, non vorrei mi vedessi cadere. A me piace così, che se sbaglio è lo stesso, perché questo dolore è amore per te. Quanta mila lacrime senza sapere perché sono un ricordo lontano da te.
A me piaci così, a me piaci così, che se sbaglio è lo stesso, che se sbaglio è lo stesso, perché questo dolore è amore per te. A me piace così, mi piace per lei, e lo chiedo il permesso, siamo nelle gavete, perché questo dolore è amore per te. No, scusa. Scusa, mi è venuta mi improvvisa. No. Mi ne piace No, per lei. sì, solo che Ciamunenget gavete. Ci stava benissimo per di più. meraviglioso, è una versione che potremmo anche depositare in SIAE, devo dire che è veramente carina. No, è che mi è un po' spiazzata, perché sai che io sono valdostana, sono di Barletta. Sì, esatto. E quindi la traduzione l'ho capita perché c'era scritto Anche in italiano. l'asta, si sta sciogliendo anche Anche l'asta l'asta. questa sera. Bene. Beh, a me piace per lei. Mi piace per lei. Insomma, che poi Bellissimo. piemontese tu lo parli molto bene, vero? Ma che ti interrogo, Mi hanno detto che ho molto l'accento piemontese, ma solo quello, quindi devo Ok. trovare una soluzione. Ragazzi, andiamo avanti con la musica, poi andremo a leggere tutti i vostri messaggi perché arriva un brano, un capolavoro di Marco Masini, che quando uscì questa canzone ha sconvolto l'anima e non solo di tanti. Perché lo fai? con questa pioggia nei capelli perché lo fai, con questi occhi un po' fanciulli, un po' marinai, per una dose di veleno che poi dentro di te non basta mai, con le tue mani da violino perché lo fai, tu che sei rosa di giardino dentro di me, come un gattino sopra un tetto di guai, dimmi perché lo fai, Lo fai, non rispondermi se non vuoi, però non sai che io vedo con gli occhi tuoi, e tu se vuoi nasconderti dentro me finché non capirai perché lo fai, disperata ragazza mia, perché ti stai come un angelo in agonia, perché ti fai del male, perché ce l'hai con te, perché lo fai e domani diventa mai, per te, per me, per perché lo fai. questi angeli nel fango di questa via, dove non entra più neanche la polizia. Io non ti lascio in questo nostro Vietnam, anima mia, come la gente che lascia che sia. Disperata ragazza mia, perché non vuoi che il mio amore ti porti via, perché lo fai E domani diventa mai, per te, per me, per noi.
È un brano talmente emozionale. Ah, ho sbagliato l'inizio, non è che talmente ho No, sbagliato le prima frase. Tu e io le siamo ultime. live, Io va le bene ultime, così. dai. Dovevo darmi quel mi minore. Questo qua, io bastava che partissi con la manina qua. Devi Con darti- questa pioggia nei capelli, perché lo fai e non l'ho fatto? Non importa. 348 8042 154. Andiamo a leggere tutti i vostri messaggi dopo la pubblicità. Però abbiamo la valletta. Oh, la valletta. Abbiamo la valletta. Dov'è la valletta? Dov'è Alice? Alice, Alice, è arrivato il momento del secondo lancio pubblicitario. Allora, durante il primo sei stata molto convincente. Aspetta che mi sposto, perché ecco, voglio grazie. che Vieni lei qua si vicino veda a me. bene. Sei stata molto convincente nel primo, però c'è un po' più di... Quando, non lo so, tu hai una sorella più grande, giusto? Che si chiama... Aspetta, scusami. Che si chiama... Martina. Martina. Ok, quando Martina ti ruba il gelato, tu ti arrabbi, no? Sì. E quindi cosa le dice Martina? Oh! Il gelato era... Mio. Ecco, tu pensa come se Martina ti rubasse il gelato in questo momento, loro cambiano canale. E quindi devi anche un po' arrabbiarti. Dici, ma cosa cambiate canale a fare? Provaci, vai. Non cambiate canale. Noi ci fermiamo 3 minuti e non mi portate via il gelato. Pubblicità. Pubblicità. Grazie Alice, pubblicità. Alice, da casa mi hanno fatto notare una cosa, che hai una scarpa bianca e una scarpa nera. Mi spieghi come mai? E perché oggi sono andata a comprarle, ma ho comprato un paio nero e un paio bianco. Per la gioia di mamma magari. Così un paio non bastava, spendi il doppio perché io questa sera voglio andare in casa Peretti. Nel frattempo Blasone ha le manie di protagonismo, perché stiamo parlando delle tue scarpe e lui deve mettersi davanti alle scarpe. Comunque vabbè, mi piace questa cosa qua. Ma sai che la regia mi ha scritto che anche nei suoi tempi, quando lui era giovane, perché poi a una certa età, si usava questa cosa di mettere di 2 colori. Vuoi lanciare una moda quindi? No. Allora vieni con me che andiamo invece a leggere tutti i loro messaggi. Eccoli qua. Vai Paolo, grazie. Vieni. Eccoci qua, perfetti. Ecco, ma quanto siete bravi, Casa Peretti resta sempre impigliata nei 4 angoli del cuore. Baci, ce lo dice Dani. Grazie, salutiamo Grazie, Dani. tutta Alessandria. Grazie mille. Aspetta, questo lo leggi tu, vai. Grande Alice, una di noi. Vince da Alba. Ciao Vince, salutiamo Vince, salutiamo tutta Alba, grazie Alba, vai. Brava Grazia, e sto cantando con voi, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ciao Elena, Buona Grazie a serata, te. buon divertimento. Ciao Casa Peretti, bravissimi, bentornata Grazia con la sua bravura e simpatia, la sua voce spacca, lo dice Michela da Turin. Grazie Michela. Ciao grazie Michela, di cuore. grazie. Andiamo avanti con il prossimo messaggio, vai. Ciao Enrico, bravissima. La cantante. Un abbraccio da Marcus, Angela e Ragnar, è un cane enorme Ragnar, bellissimo. Marcus, Angela, sai che Marcus è il nostro mentalista, è il nostro mago. Se lo vuoi vedere dal vivo, sabato a Torre Pellice, alla Notte Bianca, al Vin Café, insieme a me, Alessia e Luciano che cantiamo tutta la sera. Super Alice, bravissimi tutti voi, viva Casa Peretti, grazie chiunque tu sia, grazie di cuore, grazie davvero. Mi avete emozionato, fantastici. Un abbraccio Anna Maria da Nichelino. E mi Ciao. sa che questa è Sister, mi sa che è Sister. Baci, ciao Anna Maria, grazie. Vai, questo è facile oggi. Siete bravissimi. Grazie, bravissimi. Facciamo leggere quelli facili Quelli a Grazia. facili a me perché c'ho una certa. Ciao Enrico e grazie. Serata stupenda, canzoni bollenti come le temperature di questi giorni. Andrea 71 e Manu. Ciao Andrea 71, ciao Manu, grazie davvero. Ciao ragazzi. Vai. Ciao vicina di Roulotte, viva Casa Peretti, un abbraccio da Ele e Claudio. Ciao ragazzi. Ciao grazie. Ele, ciao Claudio, grazie. Vicina di Roulotte. Sì, perché c'è anche il vicino Ma di Roulotte. nella roulotte giocate anche con la roulette ogni tanto, perché io confondevo Quella russa. Soprattutto se vengono a trovarci gli amici. Tocca a te. Che voci, bravissimi, come sempre. Grazie amici. Giovanni da Alessandria. Ciao Giovanni, Ciao Giovanni. Grazie. E andiamo avanti con
tutti i messaggi. Che bella questa foto. Noi intanto ci godiamo la puntata freschi. Salutissimi di Alice e Ma ti sei fatta la foto col Tino? No, ma non lo posso Qui? lasciare un attimo. Non lo puoi Guarda, lasciare un attimo il terribile nostro sto Tino. ragazzo, Bravo Tino. ragazzaccio. Enrico e Grazia, molto bello ascoltarvi insieme, bravissimi. Patti 60, grazie Patti 60. A Grazie, proposito di Patti Patti. 60, ricordiamo che domani sera qua in diretta ci sarà zia Marta e lo zio Amedeo. vabbè, mi piace chiamarlo zio Amedeo. Amedeo è carino, C'è zio Amedeo e zia Marta domani sera, va bene? Ok. Bene. Ciao Enrico Peretti, Casaperetti, ciao, grazie, sei bellissima e bravissima. Complimenti a tutte e due. Buona serata da Antonio Primiceri di Rivalta. Ciao, Antonio. O Rivalta. Dipende, Ci segue dipende. sempre, un abbraccio grande. È vero. Antonio, Vai, grazie. tuo questo. Bravissima Liciotta e molto bravi voi cantanti. Un braccio Marti. Brava Marti! Grazie, Marti. Grazie, Mandiamo bravissima. un bacio anche Come a mai ti ha Marti. chiamato Aliciotta? Lo conosci? Oh, Aliciotta? Chi è che ti chiama Aliciotta? Mia sorella. È la sorella. Capito. Grazie, stasera ci siamo anche noi da Gloria, Nat e Miro. Ciao ragazzi. Miro. Gloria, ti ricordi che la cantavi tu 50.000 baci? No, 50.000 lacrime. Bravissimi tutti. È un complimento particolare alla piccola Alice, lo dice Sergio. Allora ringrazio Sergio. Grazie Sergio. Grazie, no. Grazie nonno, nonno sei sicuro? Sergio. Nonno Sergio, nel frattempo cosa sta facendo? Blasone lì tranquillo. Ciao Enrico, sempre ospiti bravi, bravissimi. Ciao amicone, Maurizio da Villa d'Ossola. Ciao Maurizio, grazie. E andiamo avanti, velocissimi. Che presentatrice, bravissima Alice e bravissimi voi cantanti, lo dice Dani. Ciao Dani, Ciao, Dani, grazie. Dani. M'è scritto proprio un wow, serata, no, è il mio amico Piero Una l'Alpino, serata. è il mio amico Piero l'Alpino, quindi salutiamo prima tutti gli alpini, tutto Gressonei, tutti quelli che si chiamano Piero, una serata super, siete saluti, Piero, tutti super saluti. L'Alpino di Gressonei. Gressonei. Belline voci, complimenti. Grazie Mi Piero. associo al saluto agli alpini. Ciao ragazzi, una bella scaletta con tanti brani in coppia. Siete una coppia fantastica, lo dice mio Amedeo. Grazie, Zio Amedeo. Amedeo, grazie. Ciao zio, grazie. Fantastici, avete un'ottima intesa e grandi interpretazioni. Sono Lam. Ciao Lam. Ciao, Lam. Lam, non so. Lam. Lam. Forse si pronuncia Lem, però. Non so. Non lo so. Sono Giuse, la moglie del tuo amico Miki. Ti ringrazio per la maglietta. Salutiamo Giuse, salutiamo Miki e ringraziamo anche la maglietta. No. L'hai mandata tu la maglietta? Non importa, però la ringraziamo. Ringrazi la maglietta. Ok. Sempre. Meraviglioso. Ciao a tutta Casaperetti, ciao Alice, Enrico e grazie. Complimenti per la trasmissione. Alice, come presenti tu, superi tutti. Enrico, sei simpaticissimo ed anche grazie. Mi piacerebbe sentire la canzone di De Gregori. Alice, Enrico da Collegno. Ciao Bella Enrico, questa. sei gentilissimo. Te la mettiamo su, te la prepariamo. Visto? Buonasera Casaperetti, finalmente Blasone si fa vedere. Grazie per la compagnia. Baci da Elvira ed Alessio. Ciao Elvira, ciao Alessio, grazie. Ciao da Angelo Ziccolillo. Ciao Angelo, siete bravissimi. Ziccolillo, un tuo amico Ziccolillo. Ziccolillo mi ha lanciato nel mondo delle presentatrici qualche anno fa. Praticamente lui si occupa di un concorso di voci nuove per il Piemonte. È una persona interessante. Bello, mi piace anche il cognome. Ziccolillo oppure Ziccolillo, dipende. Non lo so, dipende. comunque io ho fatto la co-presentatrice con lui. È stato un momento della mia vita fantastico. E salutiamo anche Paolo da Torino che Ciao, ci dice che siamo bravissimi. Grazie, troppo Ciao buono. Casaperetti, un saluto da San Benigno e ce lo manda Davide. Grazie Ciao, Davide. Davide, Salutiamo Davide. col Ciao cuoricino, Davide. grazie. Sei già stata a San Benigno? No. Allora bisogna portarla a San Benigno, ragazzi. Assolutamente. Allora, ragazzi, facciamo un applauso forte ad Alice. Grazie, hai presentato in un modo perfetto. Complimenti, ti faccio gli applausi. Tornerai a trovarci qua in Casaperetti? Brava. Facciamo ancora il gran finale insieme. Adesso facciamo cantare un brano alla nostra Grazia. Va bene? Ok. Grande Alice. Andiamo nel mondo di Giorgia con Strano il mio destino. Strano il mio destino che mi porta qui, a un passo dal mio cuore, senza arrivare mai, chiusa nel silenzio, sono andata via dagli occhi, dalle mani, da te. Che donna sarò se non sei con me?
mi sorprende qui fermo a non capire dove voglio andare, se tutto quell'amore io l'ho soffiato via. Mi fa male non pensare a te. Che donna sarò se non sei con me, e se ti amerò ancora di più. Io non ti perderò, oltre il tempo e le distanze andrò più vicino a te. Volando al cuore gli parlerò di me e resterò per non lasciarti più, per non lasciarti più. È chiaro il mio destino mi riporta a un passo da te. Io ti raggiungerò, proverò a gridare e forse sentirai la mia voce che ti chiama, se vuoi. Che donna sarò se non sei con me, e se ti amerò ancora di più. Io non ti perderò, oltre il tempo e le distanze andrò più vicino a te. Volando al cuore gli parlerò di me e resterò per non lasciarti più, per non lasciarti più, per non lasciarti più, per non lasciarti più. Alla voce per voi. Grazie. Wow. Chiudiamo così, dai. Pezzettino. Il tempo è sempre troppo tiranno. Questa. Arrivano le 20 Arrivano le 21 in una. nel giro di 5 minuti. E questa la cantiamo insieme. Chiudiamo così, manca pochissimo. Ne faremo veramente poco, però quel poco è fatto insieme, è fatto È col fatto cuore. col cuore e con affetto. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola. Lo sentiremo poi. Vai, grazie. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' e per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare. Lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti
questa settimana. Giovedì saremo a Cervere ad ascoltare il concerto di Gigi Alessio, ma non solo, saremo con le telecamere, faremo interviste, vedremo pezzi di concerto, faremo poi un montaggio che lo manderemo la prossima settimana in onda, quindi ve l'ho detto, se non sapete cosa fare, giovedì sera a Cervere potete incontrare Casa Peiretti, potete incontrare Gigi Alessio e vedervi un gran bel concerto. Altrimenti sabato sera, sabato 22, Notte Bianca di Torre Pellice, io, Alessia, Luciano e il mago, il mentalista Marcus vi terremo compagnia. È stata una grandissima puntata. Grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato e facciamo un applauso fortissimo, signori e signori. Grazie! Grazie a te, un applauso a te. E dove c'è la musica c'è amore. Però non finisce qui, perché non possiamo che non chiudere con la Valletta. Dov'è la Valletta? Valletta Alice, di dai, corsa, forza Alice. Mente Blasone qua fa la lontra morta. Dai, su, un po' di vita. Un po' di vita, vieni Alice. Fammi vedere quanto sei bella. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci a